8 arresti e 30 indagati, 10 kg di droga tra cocaina ed eroina sequestrati. Questo il risultato di un'operazione della Guardia di Finanza di Padova nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia. L'indagine, partita dalla scoperta di un traffico di droga nella città euganea, è nata col pedinamento di spacciatori tunisini fino ad arrivare ai fornitori sparsi tra Milano, Padova, Selvazzano Dentro e Vicenza. I finanzieri sono così riusciti a scoprire che a gestire il traffico dello stupefacente erano due distinti gruppi, uno di albanesi e l'altro di italiani, che per l'approvvigionamento facevano riferimento ad un'unica banda proveniente dall'Albania e localizzata tra Milano e Varese, che era in grado di fornire ingenti quantitativi di cocaina ed eroina ai propri connazionali in Veneto e alle varie cellule dislocate nel nord Italia. Sono stati sequestrati anche contanti per 30.000 euro circa, probabilmente provento dell'attività illecita. Tra gli 8 arrestati ci sono tunisini ed albanesi, spacciatori e corrieri che usavano auto con doppi fondi per nascondere lo stupefacente e telefoni criptati. Al termine delle indagini, gli elementi raccolti dalla Procura di Venezia hanno consentito di identificare anche 30 persone tra italiani, albanesi e tunisini per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione e spaccio.